all'improvviso, dal fondo della sala, un grido sgraziato squarcia quel vociare. No! No! Tutti si girano verso la fonte dell'urlo, che peraltro continua a urlare. Vi ho detto che dovete fare finta di parlare, muovere la bocca senza fare rumore. I bisbigli li aggiungiamo al mix. Dovete starvi zitti, porca zozza, zitti! Dai, giriamone un'altra! Oggi è un evento per noi molto importante, è l'evento con cui noi apriamo l'anno che ci conduce a Festival Letteratura, e è l'occasione per riunirci con il primo e il più forte dei nostri sostenitori, che è il nostro pubblico, che si, diciamo così, riunisce intorno all'associazione Filo Festival, l'associazione che da sempre sostiene Festival Letteratura, il gruppo di persone, di amici, sostenitori, volontari che sostiene l'azione del festival per tutto l'anno. Perciò questo primo evento è dedicato a Filo Festival, è il lancio del tesseramento per l'anno 2025 e come sempre cerchiamo di celebrare questa occasione proprio invitando un ospite d'eccezione. Questa sera avremo con noi Claudio Bisio, che insieme a Gigi Alberti e Massimo Cirri ci parlerà del suo ultimo libro, e per una serata ovviamente di grande festa per la grande platea del pubblico di Festival Letteratura. Quando è scritto fisicamente? Quest'ultimo anno. Cioè, avevi la Feltrinelli con la pistola. Allora, avevano dato un autoanticipo e volevano. Sto scherzando, era scarsissimo, devo ancora ricevere. Dipende da come va a Mantova, mi hanno detto, quindi. Ecco, sappiate, ho 2 bambini affamati che sono aspettati. Papà, com'è andata a Mantova? Non lo so. Alla sera, dopo il spettacolo, andavano tutti a cena. Vieni a cena? No, devo andare a scrivere il libro. Domani andiamo a visitare, andiamo sull'Etna. No, devo scrivere il libro, mi sono evitato la cosa, l'Etna con la neve, cazzo. Sapete che c'era? Vabbè, comunque, cose nostre. E nessuno ci crede, i miei collaboratori, che nessuno pensava che io stessi scrivendo un libro, conoscendomi, pensava che avessi degli amanti, conoscendomi. Scherzo, c'è mia moglie che salutiamo. E anche sua moglie, cioè tutte le mogli che salutiamo. E invece adesso hanno la prova che stavo scrivendo veramente il libro, mi legavo alla. Però mi ha salvato durante. Quindi la risposta è dove, quando? Durante la tournée in Italia, tranne Mantova, che non mi hanno mai invitato. Questa sera c'è anche un lancio di un'iniziativa che è l'Archivio dei Lettori, che appunto spiega il set che c'è alle nostre spalle. Noi stiamo chiedendo a tutte le persone che sono qua stasera, quindi ad affezionati, lettori e lettrici che frequentano il festival, di suggerire uno degli eventi delle passate edizioni che hanno particolarmente amato e che il pubblico, che tutte le persone possono ritrovare all'interno del nostro archivio. È ovviamente un suggerimento da lettore a lettore, tra appunto tutti gli eventi che ci sono stati, scrittori e scrittrici da ascoltare, da riscoprire, e che con questa iniziativa molto simpatica, molto coinvolgente cerchiamo di fare, proprio chiedendo alle persone di impegnarsi in prima persona a promuovere il festival e il nostro archivio. All'inizio leggevo, ti ricordi, mi piaceva leggere, poi però pensandoci bene, guardando la libreria che abbiamo qui io e Marina, mi sono chiesto ma io riuscirò mai a leggere tutti quei libri? No! E allora perché limitarsi a leggere 1/1000.000 di quello che è stato scritto, anche di quello di nuovo che si pubblica ogni settimana? Sai quando ho capito che nella mia vita c'era qualcosa di storto? No. Quando ho esultato alla morte di Philip Roth. Ma scusa, non era uno dei tuoi autori preferiti? Appunto. Cioè? È proprio per questo che avevo deciso di leggere tutto di lui, romanzi, saggi, racconti. Ma cazzo, scriveva troppo. Non riuscivo a stargli dietro. Quando finalmente è mancato, allora ho respirato, ho recuperato tutti i miei arretrati e ora posso dire di aver letto l'opera omnia di Philip Roth.